IOP. Quali le novità di quest'anno della festa del pistacchio che inizierà il 13 e si concluderà il 15 settembre? Abbiamo tantissime novità. La prima è che abbiamo 22 stand per il percorso del gusto, con un'area che si è quasi raddoppiata anche in termini di spazio. Poi abbiamo inserito una parte legata alle conversazioni d'autore, che praticamente nella giornata di sabato e di domenica pomeriggio vedranno la partecipazione di Gaetano Savatteri e di Francesco Lauricella. Inizieremo con un gran concerto con la presenza di Maria Incudine, artista ormai rinomata a livello nazionale, e poi non mancheranno delle aree show cooking, l'area show cooking il venerdì, sabato e domenica, dove il venerdì apriremo con Villa Atena, il sabato avremo 25 maestre giovani lievitisti provenienti da ogni parte d'Italia che esibiranno con la preparazione di prodotti dell'arte bianca e che sostanzialmente utilizzeranno tutti il pistacchio raffadale come ingrediente, sia per condire ma anche come ingrediente degli impasti. E la domenica chiuderemo con Maremme Sissè, che sostanzialmente farà anch'essa uno show cooking con a tema ovviamente il nostro prodotto. Dopodiché nelle 3 giornate avremo anche degli spazi legati agli spettacoli. Alla domenica faremo un'area dedicata ai bambini con un laboratorio del circolo, e il sabato mattina, in collaborazione con l'Aspide di Agrigento, faremo la Piazza della Salute, dove chiunque vorrà potrà partecipare e fare degli screening gratuiti con oltre 10 medici professionisti di diverse branche che gratuitamente potranno offrire alla popolazione la possibilità appunto di fare prevenzione. Assolutamente sì, praticamente abbiamo ampliato quest'anno moltissimo il percorso del gusto, dove si sono unite ancora aziende praticamente che hanno la possibilità di mettere alla luce quello che è il pistacchio del raffadale DOP e trasformarlo in prelibati a pietanze. Ecco. Poi tanta attualità, tanta letteratura, diciamo, stiamo ampliando sempre la platea per rendere più ricco questo nostro Festuca Fest. Come va la coltivazione del pistacchio dal punto di vista agricolo? Allora, la coltivazione del pistacchio dal punto di vista agricolo, devo dire che quest'anno, nonostante ciò la siccità, nonostante ciò diciamo, il mese di maggio molto pervedo, dove è stato molto ballerino, il pistacchio non ama questo tipo di clima, però dopo il forte caldo ha, diciamo, allineato la situazione. Abbiamo una produzione che si attesta attorno al 70% e devo dire, nonostante la siccità, ripeto, gli sbalzi climatici, è abbastanza buona. La pezzatura del prodotto è eccellente, per non dire ottima, o meglio ottima ed è eccellente, perché è veramente buona, ha un buon colore, un buon gusto come l'ha avuto sempre, è veramente fantastico questa. Beh, devo dire rappresenta una delle azioni importanti di questa amministrazione, che riguarda non solo il mondo dell'archeologia ma anche quello del paesaggio. Noi col nostro progetto di Odorsi abbiamo recuperato aree alla coltivazione del pistacchio, siamo soci del consorzio e quindi non possiamo che sostenere un progetto importante di valorizzazione del territorio da un punto di vista ambientale. Quindi siamo qui presenti, come lo siamo stati negli stessi anni, perché è un progetto che riguarda comunque la valorizzazione dell'intero territorio provinciale di Agrigento. Il Festuca Fest è un'attrazione non solo per la provincia di Agrigento, ma vengono persone da tutta la Sicilia. Abbiamo avuto diverse istanze di cittadini addirittura che rientrano dalla Germania per fare il Festuca Fest. È ormai un evento attesissimo, organizzato sempre nei minimi particolari, con l'impegno dell'associazione che ci mette anima e corpo. Io penso che quando il pubblico o il privato mettono un po' di impegno, un po' di passione, le cose riescono bene. Il prodotto pistacchio insomma è ben promozionato. Il prodotto pistacchio è il futuro della comunità di Raffadale e delle comunità vicine. Se dovessero gli agricoltori entrare in questa ottica, con il valore aggiunto del riconoscimento DOP, potrebbero portare diverse opportunità di lavoro e di sviluppo di un intero territorio. La mancanza d'acqua ha creato qualche problema alla pianta?
quest'anno? Io penso di sì, non è una pianta che ha bisogno, così come gli agrumi, di molta acqua, però un po' di disagio lo ha portato, però mi dicono che il raccolto sia di qualità.